Una notte bianca all'insegna della musica, ogni angolo del centro di Cavriana illuminato a festa, qui dai ragazzi al pianoforte, da un concerto di musica celtica alle arpe nelle cantine, uno spettacolo teatrale su al castello, a musica per i giovani poi con Amber One Party dalle 11:30, il centro vivo. Giornata molto particolare anche perché questa sera nel concerto della banda di cui io faccio parte ricorderemo un'amica che è scomparsa pochi giorni fa e oggi abbiamo celebrato le sue esequie e quindi è un momento particolare perché in una giornata di festa dobbiamo anche ricordare un'amica e quindi questa sera sono certo che tutta la banda musicale cavriana suonerà per la nostra amica Anna Maria e quindi l'accompagneremo in questa notte di stelle nel viaggio più lungo di tutta la sua vita. Io sono diplomato al Conservatorio di Mantova nel 1985 in trombone a tiro, ho fatto la professione per circa 15 anni, ho sempre fatto parte della banda musicale di Cavriana, oggi rinata circa 3 anni fa e quindi con un complesso di vecchi musicanti di allora ma con tantissimi giovani. Questa sera è un'occasione per il pubblico presente a Cavriana di ascoltare questa nuova generazione di ragazzi con gli strumenti a rendere omaggio a Cavriana. Credo che questa sia Cavriana, questa sia la gente di Cavriana, una grande comunione di associazioni che hanno reso possibile questa serata proprio all'insegna della musica, una musica che va a toccare tutti i campi. Orgogliosissimo di essere sindaco di un paese come Cavriana.